La sua è una delle auto bruciate dal rogo che è stato appiccato stanotte e lei vive al secondo piano qua. Al terzo. Finestre annerite, Rosaria Cadelano, che notte è stata? Ma devo dire che mi sono accorta quando sono entrati i carabinieri a casa. Basta. Sono arrivati anche i carabinieri? Sì. Cosa le hanno detto? Beh, cercavano di vedere innanzitutto se c'era gente viva o morta, secondo me. Sì. E loro mi hanno detto che era successo questo incidente. Questo incendio più che altro. Incendio, sì. Che ore erano? Guarda, quando sono arrivati loro erano le 3:30. 3:30 della notte, l'hanno svegliata, l'hanno tirata giù dal letto. Lei non si era accorta di niente? No. Assolutamente. È la prima volta che capita un fatto simile. A me sì. Mi succede questo e anche in questa zona. I danni sono ingenti, Sono molto gravi, perché lì dietro c'erano i cassonetti. che sono Il problema è stati che- totalmente squagliati. Sì. Ha avuto paura ovviamente col fumo, le fiamme. Sì, ma guarda che è successo. Non so neanche cosa dirle, di paura. Ero sconvolta perché non mi sarei mai aspettato un orrore del genere. Lei vive qui da sola, Sì, con gli altri, con mio fratello, insomma. quindi vi siete svegliati, avete visto i vigili del fuoco intervenire verso le 3:30 di No, i notte? vigili del fuoco non li ho visti, sono venuti i carabinieri. Gli ho detto, non sono i vigili del fuoco, sono i carabinieri. I vigili del fuoco però c'erano qua. Perché questo lavoro mi ha detto che sono i vigili del fuoco. Noi abbiamo sentito i vigili del fuoco, si propende al dolo, cioè qualcuno ha appiccato il fuoco. Lei che cosa chiede da cittadina? Al comune, alle autorità, alle istituzioni? Io chiedo che ci sia controllo, che ci sia più controllo anche di notte e poi soprattutto che i cassonetti non siano messi in situazione di essere poi bruciati. Lei l'auto lo utilizzava per spostarsi anche per motivi di salute? Certo, perché adesso io sono invalida, sì. Lei è invalida totale? No, la totale no, però mi sposto con la macchina. La sua auto bruciata, ora lei come fa per spostarsi? Non lo so come faccio. Era assicurata almeno l'auto? Sì, sì, sì. Però c'è da attendere tempo. Spero che il comune intervenga perché non è possibile. Guardate la casa in che condizioni. Vediamo infatti un attimo, al primo piano vive qualcuno? Dove c'è? No, A secondo sì. al secondo sì, vive anche lei. Insomma, se l'è vista brutta stanotte. Non certo bella. Cioè,